Bene, stiamo andando, il dottore Greco ci accompagna in alcuni punti critici di Mondezza. Purtroppo, cosa vuoi? Idro è macchina, lei che sa che poi c'è acchianata per noi con la bicicletta, ma per il bene della città questo ed altro. Chi c'è, capito? Ah, ecco, sì, qua già ci fa notare Munnizza e percolato, tutto questo percolato, infatti è percolato, perché è colato? Così, il nome deriva la sintomatica dal greco latino antico percolatus. Perché colatus? Perché non si vengono a pigliare a Munnizzus. Ecco, vedete, Munnizza, effettivamente, questi sono solo di passaggio, Seggia nova, india chissà sa, bastardamente, ce la facciamo carriera dopo, no? E poi oltre a tutta quella che si sparpaglia, guardate lì, c'è tutta Munnizza che non rucugliuta, si sparpaglia nella natura. Ora il discorso dei sacchi pure, no? Cioè purtroppo molti sacchi sono sì biologici, sacchetti tipo da spesa, però non sono compostabili. Nonostante ci siano la stragrande maggioranza dei cittadini che già sin dal primo giorno fa la differenziata con sforzo ma la fa, ancora è confusa giorno per giorno. Questo è un umido, eccovi un umido abbandonato a se stesso. Forza Mazzini! Questa è Munnizza ambientale, il verde pubblico di Gelas. Eccolo là, il verde pubblico di Gelas. Qua un paio di copertoni se vi servono, nuovi. Eccolo qua, guardate, verde pubblico, verde pubblico. Qua un tombino stramazzato al suolo. La concorrenza società, la concorrenza. In Lex? Forse ospizio. Ma non è che chissà, com'è? Se pare che annaffa a bicicletta? Sì, ma io ora ci dico, e mani già. Dottore Greco, Qui è il Bosco Littorio. Un'altra perla. Zona balneare scancellata. Scusi le ascelle. Ah, qua c'è, mi sembra, un'isola ecologica. Possiamo vedere qua come funziona un'isola ecologica. Ma perché è reggendata, scusi? Allora, qua c'è indifferenziata, a Munzello, però quello che non si capisce è perché succiosi sti siti. Altra isola ecologica, mamma, però è chiusa, non si capisce sta cosa che è chiusa, è proprio chiusa. Dalle 8 alle 20. Ah, dalle 8 alle 20. Scusi, qua c'è il weekend. Dalle 8 alle 20. Vabbè, dato che ci siamo, qua è inutile farvelo vedere, anzi qua potrei... storico. Che sono belle sivite, non mi portasse, stata miseria. Sono bellissimi, sportelli, hanno un valore questi. Pumaroru ancora buone su, Qua tutto materiale come ve ne vede. Una discarica abusiva, siccome è storica, per usucapione è una discarica regolarizzata, ma per usucapione. Esiste l'usucapione a Munnizza, no? Qua tanto per consumare la telecamera sono viuzze limitrofe al centro storico che andrebbero valorizzate. Ci ha fatto il business Napoli con queste viuzze, no? E però da noi finisce il mondo. Venuta stata al centro storico, l'età della pietra.
Allora, abbiamo fatto un giretto a dimostrazione di quello che ci poteva essere. Ora la macchina si sta calando. A lei la linea in studio. Questa è la città di Eschilo, lo voglio ricordare, che i nostri amministratori hanno ancora una volta offeso, vilipeso, hanno fatto di tutto e di più. Dopo questo giro panoramico e questo spettacolo poco edificante, per usare un eufemismo, desolante, oltre che penalizzante per la città, perché questa dovrebbe essere la città dove dovremmo incentivare e incoraggiare il turismo, fare in modo che nella nostra città vengano gente, non solo emigrati, ma anche tanti turisti a visitare i nostri tesori, i nostri reperti archeologici, il nostro patrimonio storico, artistico ed archeologico. E ritornando alla questione della raccolta differenziata, sapete cosa ha fatto il nostro sindaco per premiare un servizio così efficiente ed efficace? Piuttosto che pagare la società che gestisce il servizio di raccolta differenziata dopo 60 giorni come da capitolato, con sua determina, proprio per premiare, ha anticipato l'80% delle fatture del pagamento della società a 30 giorni piuttosto che a 60. Capite bene che tutto questo, dico, quantomeno fa riflettere. Perché se è vero come è vero che il servizio, tutto possiamo dire tranne che essere un servizio efficiente ed efficace, viene poi premiato con questa determina sindacale che anticipa, ripeto, quello che è il corrispettivo che si deve pagare, è il premio ed è la ciliegina sulla torta. Oltre a questo voglio ricordare che ancora non è stata data nemmeno la carta dei servizi. Poi non parliamo che ai cittadini non si è minimamente data alcuna informativa su quella che è la premialità che spetterebbe ai cittadini che con tanta diligenza, con tanta cura e con tanta attenzione fanno la differenziata e permettono di risparmiare all'amministrazione comunale tanti soldoni. Di tutto questo il nostro sindaco, il nostro assessore all'ecologia non ne parlano. E perché non ne parlano? Perché non dicono ai cittadini che potrebbero, anzi dovrebbero, metterli nelle condizioni di pagare meno tasse sulla raccolta dei rifiuti? Dove vanno a finire questi soldi? Questo risparmio a cosa serve? Perché non vengono informati bene i cittadini anche di queste cose? E poi, ripeto, voglio concludere con questo strano, quantomeno, trattamento di favore che sta avendo questa società che gestisce il servizio della raccolta differenziata sia da parte del sindaco e sia da parte dell'assessore all'ecologia Ventura. Arrivederci. A voi la linea studio, all'amministrazione comunale, a voi la linea studio. Ciao ciao.